Benvenuti sul campo di Palinaudi di Padova per la prima giornata di ritorno del campionato Under 14. Oggi è il 31 gennaio 2026, si incontrano la formazione di casa, le Patavine, con maglia gialla, numero 20 Coccolizzi, 29 Nina Pizzinato, numero 24 Olivia Albisi, numero 28 Sofia Tolando e con il numero 26 la Rebecca Zorzi. Reti ancora inviolate, Olivia Albisi si occupa di portare giù il pallone per perdere l'equilibrio. Bello scarico di Cocò per Sofia Tolando, che ha sempre la sua mano molto morbida. I palloni non entrano, Rebecca taglia per prendere il pallone, alla fine non c'è palla 2, ma Pizzinato decide che la freccia era verso di lei. Poi perdiamo un pallone, fasi un po' concitate, non prendersi le misure le due squadre. Porta pallone al numero 7 delle Vicentine, Miriam Roana, che si guarda attorno, serve la numero 8 Alice Bortolani, no scusate, il numero 6 Vittorio Orlando. Alla fine perdono il pallone, una serie di ribaltamenti. Aveva una bella idea Rebecca Zorzi, fa un passaggio schiacciato, ma viene intercettato dall'attenta difesa vicentina, che adesso imposta l'azione sulla linea dei 3 punti senza poter, poi si libera bene dalla linea Pizzinato, ma che poi va a chiuderla sotto canestro e il numero 6 spinge sotto canestro. Vittorio Orlando va a guadagnarsi 2 tiri liberi. Vediamo se si smuove un po' il tabellino, che dopo 2 minuti di gioco ancora sullo 0-0. In campo intanto per il Vicenza il numero 64 Carolina Vagnini, che è il capitano, numero 7 Miriam Roana, numero 67 Sole Lora. Intanto 0-2, rimessa, Cocò si invola, passa un schiacciato, secondo passaggio schiacciato, ma nelle mani dell'avversario. Deve un attimo svegliarsi, le ragazze sono un attimo ancora in fase post-prandiale. In difesa stanno abbastanza attenti, nell'attacco un po' sprecano. Tanto qua c'era una palla accompagnata, un po' clamorosa, ma insomma gli arbitri sono 2 ragazzi giovani, danno loro meglio, apertura un po' fantasiosa, non c'era modo di terzo passaggio però perso, non va bene, però dobbiamo almeno fare un tiro. Ci pensa Olivia Albisi, fa una tabellonata non produttiva, ma rimbalzo l'attacco favorisce il Padova. Cocò, Lizzi, bel tiro che esce, niente ancora, non si riescono ad aprire le marcature, le squadre sono molto attente in difesa, quindi così, tanto anche qui un'altra tabellonata, si rispondono a una forte tabellonata. Intanto la Sofia Tolando spreca un pallone, ci pensa Coccolizzi a recuperarlo, alla fine si inventa un passaggio, 3 giocatrici contro Sofia Tolando, che viene chiusa sotto canestro. Olivia Albisi fa mezza giravolta, poi non entra, una percentuale di 0 su 85 e non aiuta a poter, diciamo così, smuovere la situazione. Cocò si perde numero 67, che è Lara Sole, che fa un bel sottocanestro e aprono la morcatura loro. Vediamo se riescono a rispondere. Sofia Tolando si inventa un tiro un po' difficile, poi Rebecca, qua non corrono, sparate, così non si fa, no, questo è proprio un errore grave, qua va chiamato subito in time out, perché questo proprio Miriam Roana intanto deve ordinare il canestro per la Vicenza, che parte a 4-0. La squadra non sta assolutamente girando bene, perché sull'errore della versione precedente sono state bloccate in
nell'attacco. Altra palla persa, ma non ci siamo, urge assolutamente di bloccare il gioco, fare qualche cambio perché la squadra non sta girando in questo momento. Adesso sicuramente anche il coach Morao da guardare un po' fiducia a queste ragazze. Altra palla persa, abbastanza sanguinosa in attacco, non ci voleva, in difesa non ci voleva. Solissima la 67, sbaglia, tiro assolutamente sola qua, le squadre sono assolutamente questa si meritava di entrare, squadra completamente il pallone. Coach Morao se ne vede, doppio cambio nelle file del Padova, entra con il numero 27 Artemisia Pulvirenti, con il numero 2 Stessi Odumè, escono Olivia Alvisi e Sofia Tolando, quindi abbassa molto, diciamo così, i centimetri. Tanto Rebecca Zorzi chiama in posto al gioco, Cocò si ferma e realizza dalla media, da sola, dimezzando le distanze. Tanto sbagliano anche le centine, rimessa direttamente fuori misura. Cocò imposta il gioco, scarica su Nina Pizzinato che da sola tira, fa molto bene, però chiudono bene le padovane. Adesso stanno l'area tutta vuota, imparare un po' di più a chiudere più che l'uomo da lontano, subito presidiare un po' di più l'area. Comunque si perde la 7, no, se la tiene, ha Pizzinato che perde un attaccante, è un film che devono ancora girare. Tanto Missi chiude la numero 6, la 23 si beve Stessi, va al tiro, non entra, rimbalzo d'attacco sporcato dalla Missi, poi in qualche modo recuperano il pallone, le padrone di casa. Dio, che passaggi avventurosi qua. Hanno avuto una buona idea a Cocò, ma il pallone non entra, quindi ritornano. Stessi si perde spesso, giocatrice, molti errori, palla quasi persa, contropiedi impostato a Rebecca che passa a Missi, il pallone carambola sul ferro e poi esce. Ribaltamento di campo, la Cocò capisce tutto, un passaggione per Missi che non trattiene, quindi nuova azione d'attacco delle vicentine, fase di gioco veramente concitate, i ragazzi stanno correndo di qua e di là dal campo. Tanti errori, ma va detto che le difese sono molto attente, gli attacchi poco produttivi, il punteggio quando mancano poco meno di 3 minuti alla fine del primo tempo. Intanto anche cambio anche in Vicenza, comandato da Sandro Sinigaglia, coach di esperienza e di grande bravura. Posta l'azione Cocolizzi, si gira in mezzo all'area, un po' forzato questo tiro, aveva 2 giocatrici addosso. Niente da fare, non riescono a costruirsi dei giochi liberi. Qua c'è stato qualche errore difensivo perché la giocatrice era sola in area, comunque bene così. Pizzinato, si ha tirato un po' per aprire un po' il gioco, poi l'ha scaricato subito, l'ha restituita, va al tiro senza fortuna e alla fine cosa chiamano? Palla 2? No, un po'... no, fallo? Time out chiamato da, direi, Padova. Coach Morao ha uno sguardo che è tutto un programma e ha ben ragione rispetto a questo primo quarto, giocato in maniera un po' poco attento, soprattutto in attacco, non sono riusciti a creare del gioco e vedremo come proseguirà questi ultimi 2 minuti del primo quarto. Riprende il gioco
dopo questo match un po' prolungato, va detto, rispetto al minuto. Tanto è entrata con il numero 82 nel fine di Vicenza, Marta Brusarosco. Rimessa affidata al Vicenza, che però mette in posizione di campo, la giocatrice se ne avvede, sparacchia la palla, ma alla fine viene recuperata dalle padovane. La Liffi si divincola tra due giocatrici, la Missi si avventa sul portatore di palla e alla fine riesce a recuperarla. In attacco serve la toccò Liffi, che serve a sua volta Stesi. Bellissima azione d'attacco, veramente in realtà di velocità, tutto originato dall'ottimo recupero in attacco da Inizio Pugliareti, ma subito un nuovo time out chiamato questa volta da Vicenza. Poi si vuole regolare soprattutto queste rimesse un po', diciamo così, comunque entrambe le squadre hanno commesso vari errori. Torniamo in pausa. Anche questo time out si prolunga più del dovuto, entrambi gli allenatori hanno varie cose da recriminare, alla fine però bisogna dire che sbagliano tutti e due in misura, diciamo, quasi qualitaria, tra palle perse, passaggi sbagliati, rimesse rivedibili, punteggio quasi da mini basket, 4-2 per le ospiti di Vicenza, quando manca 1-28 alla fine del quarto, punteggio veramente quasi super contratto. Tanto ricordiamo 67 del Vicenza, la Rassole, numero 15 Giorgia Sinigaglia, numero 7 Miriam Provana e col numero 4 Silvia Marchesini. Intanto entra il primo di Stessi Odumè, accorcia le distanze. La Cocò va a disturbare il rimbalzo della Marta Brusarosco e riesce a guadagnare una rimessa dal fondo in attacco. Questo è ottimo, tanto doppio cambio nel filo di Vicenza, nonostante abbia appena fatto il time out. Questi cambi francamente sono un po' incomprensibili. Intanto blocca, sì vabbè, adesso basta, rimessa, rimessa, non si vuole mica aspettare il cambio, coglione. No, stai aspettare che si Cocò decide di andare dentro e questa volta entra e c'è il sorpasso del padrone di casa quando manca un minuto alla fine. Mette troppo la 4 a rimosare, grazie alla Nissi che Sofia intanto fa un bel tiretto dalla media che non entra. Intanto dicevamo che le padrone di casa sono passati in vantaggio 5-4, si spegne senza poca fortuna questa sortita d'attacco del Vicenza, nuova azione qua c'era fallo. Bellissima apertura di Missi per Sofia Tolando che sbaglia il primo, il rimbalzo attacco, poi ritira, c'è già un fallo anche nella prima azione. Comunque 2 tiri liberi per Sofia Tolando. Bausa in tasca il primo. Su 2, buona fase in questo chiusuro di primo quarto per le padovane che allungano sul 7-4, rimessa buttata via di nuovo a Vicenza. L'allenatore è giustamente piuttosto corrucciato, rimessa guardata da Missi che apre a tirare la Missi qua, però aperto bene Stesi Odumè, insacca dalla media
e apre il punteggio 9-4, ha fatto più punti negli ultimi 20 secondi che nei primi 9 minuti e mezzo. Adesso è importante tenere quest'ultima azione, non farsi avvicinare in questo scorcio di primo quarto. Si prova a spingere, si gira bene ma non prende rimbalzo, le lunghe leve della Sofia Tolando, messo un po' in difficoltà difensiva, poi dopo passa Lizzi che sicuramente non si fa impressionare, tiraccio un po' della stessi, ma sul tentativo di rimbalzo si spegne il primo quarto sul punteggio di 9-4 per le padrone di casa. Ci abbiamo al secondo quarto che vede qualche cambio nelle file del Padova. È uscita con il numero 27 Nissi Fulvirente, al suo posto è entrata Almaz De Leo, numero 19. È entrata intanto Rebecca Zorzi e anche anche Spiro Andro è già rientrata. Risponde il Vicenza con il numero 15 Giorgia Sinigaglia, numero 7 Miriam Roana, con il numero 64 Carolina Zanini. Bella situazione di palla, ma sempre sul perimetro, ci pensa Stessi che prova ad andare sotto, poi scarica per Cocolizzi che con 3 giocatrici addosso si va con intelligenza tattica a prendere il fallo in dinamica di tiro, e quindi questo solito sguardo che non tradisce troppe emozioni, intanto dà istruzioni per l'azione successiva, guarda suo padre per dirgli cosa deve preparare stasera, poi intanto fa anche i compiti per dei compagni di classe e anche il tiro libero, ma non entra il primo. Sputa il ferro anche il secondo e impostano la prima azione d'attacco. Buona la prenotazione della 7, l'azione era molto pregevole, la difesa non era stata al massimo, vede la Cocolizzi che fa un bel tiro libera, bellissimo assist della Almat, ma Cocò non realizza, è vicinissima però. Rimessa per Padova, è cambio, la rossa, la data rossa, nessuno si sveglia, nessuno ha capito, comunque cambio nelle file del Padova, esce Sofia Tolando, entra col numero 24 Olivia Lisi, prova a disturbare la percussione del 64 che lascia nelle mani della 7 che prova a penetrare ma fa buona guardia, difesa perfetta, stoppata dalla Cocò, ma che in qualche modo la palla carambola nelle mani vicentine, ci mette un tiro, rimessa rossa direi, purtroppo la palla ha carambolata sulle gambe della Cocò che non ha potuto fare nulla, e quindi rimessa d'attacco anche in questo caso, gira qua, l'allenatore aveva una specie di crisi in partita, già la seconda rimessa dietro fila viene perso, Almaz da sola prova a tirare, non entra, non era facilissima, si sono mangiate anche qua la seconda azione, intanto la Cocò si vola in contropiede, entra da sola, Olivia Aldisi prova a recuperare in qualche modo su tutti i palloni, tornare perché ci sono, siamo un attimo, il pallone esce ancora, poi in qualche modo viene recuperato da Stessi che attenzione è dietro una giocatrice che ne avvede, poi gira per Olivia Aldisi che rischiano la palla, non riescono a entrare, Cocò forza, sparacchia in qualche modo all'Aldisi e poi si inventa il tiro, poi prende il rimbalzo e attacco, apre di nuovo per Almaz, fa una bella finta, Almaz De Leo
azione pregevolissima, grande intelligenza tattica della ragazza. Va a Leo sul pallone, va anche a prendere il rimbalzo in difesa, capisce con ottima posizione, poi passaggio diciamo così un po' speranzoso nel, diciamo così, nel recupero che potevano fare, ma insomma palla esce, comunque il punteggio 11-4, fase buona, devono continuare a pressare in e rimessa per adesso un po' si fischia anche questa rimessa, la rimessa dritto nelle mani della Rebecca, molto attenta sulla cosa, fino in fondo il pallone esce, viene ripreso da Cocò che lo riserva per la Rebecca e poi spara ancora fuori, alla fine il rimbalzo viene preso da una giocatrice Vicenza, nessuno va a aiutarla, Cocò e Alvisi non si fanno pregare, vanno addosso alla giocatrice che sembra, no, sta parlando, sta piangendo, ha subito forse la 64, è Carolina Zanini, capitana, forse ha preso qualche colpo, viene sostituita per la numero 67 Sole Lora. Rimessa comunque che arriva ancora alle vicentine che possono impostare l'azione d'attacco quando sono passati i primi 3 minuti del secondo quarto. Lascia al campo la capitana del Vicenza, pallone rapinato, Alma Teleo, 4 punti dietro fila, time out subito di Vicenza, obbligato, sta prendendosi il punteggio in maniera preoccupante, 13-4 per di casa, in più effettivamente non stanno producendo in attacco da vari minuti, quindi ci sta. Dopo una severa reprimenda del coach Sandro Sinigaglia, che aveva qualcosa da dire soprattutto sul gioco di squadra, che a suo dire ovviamente è un po' mancato in questa fase, soprattutto in attacco la palla non ha circolato come avrebbe dovuto per la formazione vicentina, il risultato si vede con scarsi, diciamo così, gli Alvisi ha un attentone in difesa, è uno dei fondamentali in quale questa ragazza, nonostante abbia, diciamo così, dei gusti cestistici un po' discutibili, però bisogna dire che a livello personale fondamentale la difesa è quello in cui è migliorato di più negli ultimi tempi. E si vede in tutti i recuperi che fa, intanto la numero 7 un po' gigioneggia sulla linea, poi si inventa il passaggio dentro l'area, l'idea era buona ma molto pericolosa, forse conviene alla squadra fare qualche tiro più semplice, per la terza volta tardano la rimessa, questo non possono più farlo, un po', diciamo così, sono palloni regalati alla formazione di Padova che non mi sembra che ne abbia bisogno. Palla intanto gira bene, intanto è entrata anche col numero 12, bellissima circolazione di palla qua, ha costruito un'azione veramente pregevole, chiusa da Coccolitti, un tiro da sotto quasi libera, tanto la Miriam Roana imposta l'azione, sempre lei un po', diciamo così, a volte sola, tanto Cocò chiude la numero 5, poi la perde incredibilmente, Piero non entra, Olivia adesso deve andare giù con calma, intanto è ritornato Rebecca Zorzi che, diciamo così, questo tiro è un po' buttato dentro, sono 18 persone, è un po' come tanto fallo fischiato alla difesa padovana, intanto entra col numero 22 Emily Devon al posto di Rebecca Zordi, primo ingresso in campo della giocatrice
d'Oltralpe di origini francesi. Ne acquisto di quest'anno della squadra. In campo c'è anche il numero 12, Sveva Russo. Insacca il primo e smuove dopo quasi 10 minuti il tabellino. Miriam Roana che invece sbaglia il secondo. Tanto Cocò si invola sulla fascia, gira per Olivia Alvisi che si guarda intorno, poi tira da distanza siderale. Ha avuto questa bella idea dopo aver sbagliato un po' di tiri sotto canestro da vicino. Insacca da lontano. Il movimento della 7, bravissima, ma ha questa ci pensa però 67 che Sole Lara che risponde al tiro dalla media dell'Alvisi e quindi rimangono i 10 punti di vantaggio della formazione patavina. 17-7 esce Cocò Liffi un po' in debito d'ossigeno. La sostituisce col numero 29 Nina Pittinato. Posta l'azione, alza gli occhi, gira per Olivia Alvisi che si beve il suo difensore con un movimento quasi in Eurostep, butta dentro il pallone che carambola sul ferro, ma questa volta entra. E poi comunque fa buon presidio anche in difesa Olivia Alvisi, un momento molto buono. Tanto la pressante difesa del Padova induce spesso degli errori alla squadra vicentina, in questo caso. Intanto è entrata col numero 65 Betul Semerci, che dir si voglia. Comunque alla fine il pallone esce, rimessa per le padovane, in Pittinato con la solita calma, macina chilometri, facendo dei solchi sul parquet. Almat, un bel passaggio per la Nina che poi scarica sulla Sveva che tira da lontano, il pallone non entra, fatto l'ottenato questo passaggio. Numero 83 da sola in terzo tempo realizza Marta Brusarosco e poi recupera un altro pallone, questa volta esce e ci pensa Olli a recuperare il pallone, a portare un po' a livello dell'attenzione. Tanto Sveva Russo serve a prendere Pittinato dall'angolo che quasi non fa paniere. Tanto la solita Miriam Roana sparacchia, passaggio verso nowhere, quindi rimessa per doppio cambio nel tiro del Padova. Esce Almat e Sveva Russo, entrano Stessi e Sofia Tolandona. Stessi e Dumè con il numero con il numero 11 e con il numero 28 Sofia Tolandona, che viene subito quasi servita da Elena Pittinato, che invece la Roana schiaccia un passaggio per la 67, fermati lì, devono avere un po' di pazienza a volte, invece non spingere se si è una situazione un po' di tanto bellissimo, questa azione l'hanno costruita veramente tanto bene. La Tolandona rifinisce canestro, qua siamo un po' sbilanciati, un attimo a rientrare, la Sofia Tolandona con lei intercetta la Roana, non si sa cosa ha fischiato l'arbitro. Tanto la Pittinato sbaglia il passaggio, ma poi viene intercettato dall'Alvisi, poi la Tolà. Devernay intanto che la solita super parabola di Tracy,
che però recupera il baratto d'attacco, poi finalmente Savvede che può anche palleggiare, esce da un po' di calma all'azione, adesso l'Alvisi penetra, mano, Dolce, come dolci sono i 2 punti che incrementano il bottino delle padrone di casa, ora arrivata 23-9. E anche palla recuperata, manca 1,36 alla fine del primo tempo, la Tracy spinge sulla fascia, poi riesce in qualche modo a servire l'Alvisi che vede la Devernay libera, che si muove, poi viene chiusa, bella lettura sulla Piffinato che difesa! L'Olivia Alvisi è su tutte le linee di passaggio e provvidenziale il suo intervento, eravamo un po' sbilanciati, intanto cambio nelle file del Vicenza, esce da 67 e ora solo rientra in campo la Carolina Zanini, che sarà fatta male qualche minuto fa in occasione di una palla contesa. Solita Roana imposta l'azione, un po' di qualche leziosità a volte. Vabbè, fischia un fallo un po' fantasioso, insomma, avrà visto, l'arbitro era vicino, tanto coach Morao qualcosa da dire alla Piffinato, se vede qualche situazione precedente non è andata ben fine, tanto la Miriam Roana sbaglia il primo tiro libero. Manca 1 minuto alla fine del primo tempo, qua c'è il rimbalzo d'attacco, un po' dormito dalla Soffietolando, si fa portare via il pallone da Isabella Costa che realizza da sotto senza neanche lì, forse stava un fallo un po' tattico. Pallone lo cambola, la Nina Piffinato al terzo tentativo, anche lei con mano dolce a mettere dentro e mantiene a debita distanza la squadra ospite. Ultime un paio di azioni del primo tempo, la Roana imposta, nessuno la va a aiutare, la Nina gli fa buona guardia e la Alvisi va a recuperare l'ennesimo pallone in versione quasi anticipata, la Sofia Tolando Savvede poi va a prendere il matto d'attacco, un po' più di cattiveria Sofia Tolando, stava iniziando e pallone perso. Ultimi 6 secondi del primo tempo, vedremo per la 45esima volta si perdono tempo a fare la rimessa e quindi diciamo così tira, fatto bene la Piffinato a tirare, che mancava veramente un secondo. Il primo tempo si spegne qui, non riusciranno mai ad arrivare in 1 secondo e 2 e quindi finisce il primo tempo sul punteggio 25-11 per il padrone di casa.